Gestione malavitosa da parte dei manager che si sono susseguiti negli ultimi 10 anni alla guida della United Colors of Benetton. Non è indolore il ritorno in prima linea di Luciano Benetton al timone del gruppo di famiglia. Nel 2008 esordisce Benetton, che ha richiamato a collaborare con lui anche il discusso fotografo Oliviero Toscani. Avevo lasciato l'azienda con 155 milioni di euro di attivo e la riprendo con 81 milioni di passivo del 2016. Benetton lo definisce un dolore intollerabile e motiva con questa situazione la decisione di tornare in campo insieme alla sorella Giuliana. Mentre gli altri ci imitavano, prosegue, i nostri colori si spegnevano. Con una gestione malavitosa, non in senso criminale, ma per errori che giudico incomprensibili, come smettere di fare i maglioni, dice, chiudere le tintorie. Parole insolitamente dure, critiche pesanti le sue, al pari di quelle del figlio Alessandro, che aveva lasciato per questo motivo il gruppo e che scuotono l'azienda di Ponzano. Mi era sfuggita la gravità della situazione, prosegue, e ora le contromosse non saranno indolori e dovranno spaziare dalle persone alle strategie economico-finanziarie. Parola d'ordine: alleggerire, ripulire una stanza, l'azienda, che prima di essere riempita di nuovo, dice, va spazzata dagli errori compiuti.